La Regione Veneto ha allungato la lista dei comuni a rischio incendi. L'ultimo aggiornamento contiene un centinaio di comuni, 50 del Vicentino, una quarantina del Trevigiano, gli altri fra Rovigo e Venezia. Tra Brenta e Grappa la situazione al momento è sotto controllo, anche grazie al lavoro di sorveglianza dei volontari delle 6 associazioni che fanno parte del coordinamento antincendi. I rischi però ci sono. Il rischio più grande è appunto quello che qualcuno appicchi il fuoco, chiaramente, perché la maggior parte degli incendi sono dolosi, voluti o non voluti, ma comunque sono dolosi. Sta di fatto che la pericolosità maggiore è quella che magari qualcuno si avvicini al bosco e accenda magari un fuoco suo per bruciare della ramaglia o qualcosa e gli scappi. Ecco, questo è il rischio maggiore. In caso di violazione dell'ordinanza regionale sull'accensione di fuochi all'aperto in zone a rischio, la multa arriva a 2.000 euro. Per l'area pedemontana i pericoli più grandi sono però concentrati negli inverni secchi, specialmente se l'erba e il sottobosco non vengono curati. Abbandonare le terre alte è quindi potenziale causa di incendi. È un elemento scatenante il fatto di non curare la montagna. La montagna va curata assolutamente, va mantenuta sempre, non dico pulita, ma comunque mantenere quelle attività che c'erano anche una volta. Per la gestione dell'emergenza incendi esiste una catena di comando ben precisa. Parte tutto dalla regione, dal nostro assessore regionale che ha in mano tutta la situazione ed è sempre in prima linea. Dopodiché passa ai servizi forestali che ci chiamano in caso di necessità. 112 o 115 sono questi i numeri da chiamare in caso di emergenza. Appena si vede fumo, chiamare, è quella la cosa più importante da fare. Dopodiché ci sono gli organi preposti che verificano se è un incendio vero oppure se è solamente il camino che fa di una casa, diciamo, ecco.